Direttore, corretti stili di alimentazione e bullismo sono i messaggi dell'ULSS 3 con questo diario scolastico 2024-2025, ce ne sono altri? No, questi sono i messaggi principali. Stiamo assistendo a una delle epidemie più importanti della nostra storia, che è l'obesità, ma con l'obesità poi parliamo di diabete, parliamo di cardiopatia, quindi ragionare fin da piccoli su questi temi penso sia costruttivo. Il bullismo, vediamo la difficoltà che hanno le nuove generazioni, i giovani, gli adolescenti nell'affrontare anche il rapporto tra di loro, e su questo mettere un punto fermo, mettere un percorso che sia costruttivo penso sia una delle questioni più importanti che la scuola deve mettere a fuoco in questo percorso, e noi ci diamo una mano. Presidente Russo, il diario scolastico è un diario inclusivo quest'anno, voi avete aderito, qual è il motivo? Questo è il secondo anno, se non sbaglio, che aderiamo a questo progetto. La prima motivazione è perché c'è un interesse molto forte da parte della ULSS 3, che è il nostro unico cliente. Noi siamo una società di scopo, una società di project che ha come unico cliente la ULSS 3 Serenissima, per cui tutti gli interessi della ULSS 3 sono per definizione anche i nostri interessi, e abbiamo pensato di aderire ancora, questo dicevo il secondo anno, a un progetto che va in una direzione che noi stiamo provando nel nostro piccolo anche a intraprendere e a percorrere, e cercando temi come sostenibilità, inclusione e possibilmente tutto quello che possiamo fare nel sociale insieme alla ULSS ci vede protagonisti, per cui è un piccolo segnale che vogliamo dare, speriamo di continuare a dare anche nel futuro. Grazie. Dottor Ballan, Sodexo partecipa al diario scolastico della Voce di Rovigo, è un diario molto inclusivo, tutti i colori del Veneto. Qual è il messaggio che voi volete lanciare con questo diario? Allora, noi siamo felici di partecipare anche quest'anno a questa iniziativa, e il messaggio che vogliamo inviare è pasti sani e bilanciati e il cibo come strumento di inclusione. E quindi questo è il messaggio in generale, partendo dalla colazione che i bambini fanno a casa generalmente, e poi al pranzo che fanno presso la scuola sostanzialmente. I bambini, l'educazione alimentare è fondamentale dalla tenera età? Assolutamente sì, l'educazione alimentare è fondamentale e bisogna insegnare ad apprezzare il cibo, il fatto di allargare gli orizzonti e quindi vedere il compagno di banco che è di un'altra nazione che mangia un piatto diverso con interesse, permette anche alla persona di mangiare quella cosa, e quindi di non pensare solo qui siamo in Veneto, credo che dal mio accento si sente che io sono veneto, e non pensare solo alla polenta, no? Quindi.